Un taglio profondo sul volto che ha lesionato anche parte della muscolatura della guancia. È finito così un regolamento di conti saldato a colpi di coltello davanti al McDonald's di Piazzale Stazione nel tardo pomeriggio di domenica tra un giovane kosovaro e una banda di nordafricani che sarebbe tornata a fargliela pagare dopo un diverbio violento scoppiato nel pomeriggio. Di questo si occuperà il vertice in prefettura di mercoledì mattina, una riunione del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico alla presenza delle massime autorità della città con il prefetto Raffaele Grassi e il questore Antonio Sbordone. Un episodio di violenza diverso, quello di domenica sera, rispetto alle maxi risse tra giovanissimi convocate via social che tanto avevano preoccupato Padova negli scorsi mesi, con teatro alle piazze della città, Prato della Valle, Piazza Duomo, Piazzale Stazione. Un regolamento di conti che si è consumato in quella sorta di quadrilatero lungo Boulevard tra via Cossetto, viale Codalunga, via Tommaseo e Corso del Popolo, dove le vie di fuga ci sono. Proprio qui potrebbe essere decisa un'intensificazione dei controlli che andrà in parallelo con le iniziative del tavolo per il disagio giovanile che da alcuni mesi lavora a Padova.